Amici e amiche insieme, buonasera, ben trovati. Grazie per questo applauso che arriva da un teatro pieno di amici e di amiche. Grazie di cuore. Buonasera. C'è sempre grande entusiasmo ad insieme, ma stasera mi accorgo che c'è una partecipazione ancora più calda, ancora più calorosa e ancora più regionale, perché poi tra un po' andremo tra il pubblico a salutare amici che arrivano da ogni parte della Sicilia, da buona parte della Sicilia, da est ad ovest sino al centro di questa nostra meravigliosa terra, fatta di persone che vengono a trovarci, che ci seguono e alle quali noi diciamo sempre e comunque grazie, 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 grazie al nostro pubblico, a tutto il nostro pubblico che ci viene a trovare, viene a reclamizzare le proprie attività, tanti ospiti, insomma tante cose belle e simpatiche da farvi vedere e da farvi vivere insieme, a cominciare da quello che è il nostro angolo musicale che va veramente bene. Abbiamo tanti complimenti, tanti saluti. Buonasera, per Marilisa buonasera a tutti. Pino. Grazie. Eccola lì. E per il nostro pianista che è Lucio Nicolosi. Grazie, buonasera a tutti. E poi c'è la mia compagna di viaggio sul palco, che è un'altra bella fanciulla, nera di capelli Marilisa, bionda di capelli lei, Diletta Leotta, eccola! Grazie, che bella questa presentazione, salvo. Certo, siete un po' milaniste tutte e due, anzi, sì, stasera sì. Intanto un bacio a Diletta. Io sono proprio clima natalizio. Facciamo accomodare qui la nostra Marilisa, così, ecco, mi metto in mezzo, sono troppo Milan stasera, anche se, insomma, viva lo sport, viva il calcio e soprattutto viva le nostre due meravigliose squadre siciliane, Palermo e Catania. Catania e Palermo, che sono in Serie A difendere i colori di questa terra. È vero. Allora noi dobbiamo... che voi state bene lo si vede insomma subito, sì. No? Basta fare una bella inquadratura ed eccolo lì il nostro Natale Zennaro e si capisce che insomma le nostre ragazze stanno molto bene. Ci siamo, Franco Neri, Francesca Ferro, Francesco Scimemi, un'intervista nostra con Belen Rodriguez e Giorgio Panariello, questa bella storia umana, tanti interventi da parte del nostro pubblico, l'angolo musicale e poi il momento dedicato alla musica nazionale con Emma Marrone. Sono bravi, Bravissimi. Stanno avendo un successo veramente clamoroso, ma quest'anno, lo voglio dire, rubo 60 secondi al programma, ma sono ben spesi, quindi ben rubati, anche se non si ruba mai bene, per carità, però c'è una squadra d'insieme che è veramente molto forte, quella tecnica lo è sempre stata e quindi tutto ciò è una conferma, quella artistica lo è sempre stata e tutto ciò è una conferma, la squadra interna quest'anno è veramente ben assortita, c'è un angolo musicale che va fortissimo, c'è una bella compagna che è Diletta, quindi grazie salve. A Diletta, a Marilisa e a Lucio che sono strepitosi, bravi perché mi danno anche la forza di andare avanti. Ma grazie anche a te, Salvo, perché... Noi ti aiutiamo, ma sei tu che reggi tutto questo. Io reggo, vedi, si vede un po' più curvo. Allora, saluti perché oggi abbiamo veramente tanti interventi da fare anche tra il pubblico. Intanto solo saluti perché c'è un gruppo che arriva da una bella cittadina in provincia di Catania che è Adrano. Ecco Adrano. Ringraziamo la signora
Boemi che fa dei saluti personali all'onorevole Fabio Mancuso e al professor Salvo Italia, grazie ad Adrano, dove abbiamo fatto anche belle cose in passato. Poi c'è un altro gruppo che arriva da un'altra bella cittadina a noi molto cara in provincia di Siracusa, che è Francofonte. Eccolo Francofonte. Saluto il mio amico personale sindaco Giuseppe Castagnia. E poi c'è un altro gruppo che invece arriva da un paese in provincia di Messina, dove si fanno delle ceramiche meravigliose, che è Santo Stefano di Camastra. Grazie a Marilisa e Lucio, ci siamo pronti a partire dopo questo inizio dedicato ai nostri ospiti. C'è un momento musicale e poi arriveranno i protagonisti della puntata. C'è un nuovo progetto musicale del cantautore catanese Ego che viene a trovarci ogni anno qui in trasmissione, l'Ego Trio Project, questo progetto diciamo un pochettino più intimo ma altrettanto importante, che verrà presentato venerdì prossimo alle 21:30 al Cuisine Art by Villa Sticky Fingers in corso Umberto 79 a San Gregorio di Catania. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Con me e noi, augurandovi buon divertimento da insieme, presentiamo l'Ego Trio Project. Prego! Pronto a salpare, prendere il largo, andare, sostenere i viaggi, poi togliere gli ormeggi. Tu mi hai lasciato il segno, mi hai dato il cuore e impegno. Siamo inscindibili, imprescindibili, e sei dentro di me, dentro di me. Tu sei rimasta in me, e ti porto con me. Forse capirai, col tempo capirai. Arriva e partenza, questa è la mia esistenza. Noi come cane e gatto, un paradosso esatto, diversi ma affini, per questo stai vicini, e sei dentro di me, dentro di me. Tu sei rimasta in me, rimasta in me, ti porto con me.
Ego Trio Project, grazie. Ci siamo. Ne approfitto anche per farvi vedere il suo CD che si intitola A me piace così, eccolo. Adesso sentiremo dei brani tratti proprio da questo CD, A me piace così, eccola la nostra Emma che arriverà tra qualche istante. Ma io raggiungo i miei colleghi, i miei amici sul palco, cioè Diletta, Marilisa e Lucio, per presentarvi i nostri ospiti di questa sera, gli ospiti che daranno vita alla nostra puntata, cominciando da un amico che rivedo molto volentieri, attore, cabarettista, lo abbiamo anche conosciuto in trasmissioni importanti come Zelig, dove faceva un personaggio che diceva Franco, oh Franco, no, allora lo conoscete, voglio rifarlo perché lui è un mio amico, ama questa terra, viene volentieri qui, quindi facciamoglielo sentire bene. Lui diceva a un certo punto, oh, Franco! Franco Neri! Ad insieme, vieni Franco, buonasera. Hai visto che ti vogliono bene? Ciao Franco! Buonasera, ciao, salve. Bentornato ad insieme. Grazie. Guarda che bello. Mettiti qua. No, c'è un motivo. Posso sedermi? Sì, posso a voglio, applauso. No, perché so che c'è Scimeni e allora no, fa hai sempre ragione. scherzi. Questo più che a te, dobbiamo dirlo a loro, state attenti perché tra qualche minuto ci sarà l'irruzione di Scimemi e quindi si salvi chi può, insomma, perché lui ha bisogno di voi. Dicevo, Franco è qui non solo perché è un amico di questa trasmissione e di questa terra, ma anche perché sta girando un film qui a Catania. Sì, stiamo facendo un progetto interessante, ci stiamo divertendo, si può dire, non faccio il comico, mi fanno fare un avvocato. Pensa a te, salvo avvocato, io che non ho mai studiato in vita mia, mi fanno fare l'avvocato. Poi parliamo di studi, che ti devo dire che io da bambino quando portavo a casa 6 mio padre festeggiava. Perché 6 lo portavo con 2 materie insieme, non una... quindi diciamo c'è anche questa situazione un po' particolare. Faccio questo avvocato che brevemente raccontando la storia sono 3 monelli che combinano un guaio e poi si pentono, ecco. E poi non diciamo... E questo film si intitola Il piatto freddo. Il piatto freddo. Fa parte di una trilogia, il primo episodio che vede Gaetano Sansone e Tony Rasa proprio nella veste di scrittori e registi di questo film, di cui è protagonista, poi sentiremo e conosceremo anche gli altri, un'altra nostra amica, un'attrice catanese molto bella e molto brava che si chiama Francesca Ferro, eccola! Buonasera Francesca! Ciao! Come stai? Bene. Prego Francesca. E se Franco è un avvocato, e io poi vorrò vederlo questo avvocato alle prese con codici e cavilli, tu che cosa sei nel film invece? Ma io sono una dark lady. Hai visto? Si può stare mai tranquilli? È vero. mai tranquilli. Siamo 3 amici, delle persone in effetti normali che poi si trovano a fare una marachella. Però in effetti io mi vedo, il mio sogno, fare la Dark Lady insieme a Franco. Proprio quindi tu lo sognavi come... Salvo quando mi ha detto io farò la Dark Lady, ho dovuto prendere il dizionario per capire cosa voleva dire, perché Dark Lady, ho detto Dark Lady, e poi mi ha detto, no, io sono una del gruppo, e allora ha smontato tutto, chissà che cosa mi immagino. Tu ti immaginavi qualcosa di particolare? Sì, che ne so, Spider-Man. Ecco, sì. Invece no, una Dark Lady. Tu avendo sentito Dark Lady e ricordandoti dei fumetti, dei film, hai detto o Spider-Man sì, o Superman, quello può essere. Vabbè, comunque scopriremo bene che cosa è esattamente questo progetto. Intanto salutiamo con un grande applauso Francesca Ferro e Franco Neri. È pronta? Poi la sentiremo cantare, ma intanto la facciamo entrare sul palco. È pronta Emma? Sì. Beh, lo faccio rivedere il CD perché poi è sempre bello fare promozione ai prodotti. Eccola qua, con l'applauso del suo fan club, dei suoi supporter, Emma! Eccola qua, vincitrice di Amici dello scorso anno, buonasera. Grazie. Come stai? Bene, grazie. Emma Marrone, vieni, accomodati. E intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei. Devo dire, ecco, vedi già
cominciamo a mettere in evidenza le differenze di età. E hai ragione, ha detto grazie a lei. Come tutti gli amici dei miei figli che hanno su per giù la tua età, Grazie io a te. dico grazie. Applauso ad Emma. Brava. Accorciamo le distanze. No, ma scherzo, hai fatto bene. Questo mi conferma che sei una ragazza educata e rispettosa. Senti, mi pare che tu possa essere contenta del momento che stai vivendo, no? Assolutamente sì. sì, vabbè, ero contenta anche prima, voglio dire. L'importante nella vita è appunto vivere felici, sereni, in salute con la propria famiglia, che poi magari si riesca a raggiungere un obiettivo in particolare, quello della mia passione, il canto, è una marcia in più, però la mia vita era bella anche prima, grazie a Dio. Meno male, bella risposta, brava. Allora, educata e rispettosa e anche una ragazza, insomma, con la testa sulle spalle, perché ha dato una risposta che mi fa capire che tu stai vivendo bene questo momento e hai anche vissuto bene il momento di Amici, che noi diciamo sempre è sicuramente una passerella importante, è un trampolino di lancio che può servire certamente a mettere in evidenza un talento, però ecco, da questa risposta mi pare di capire che anche quell'esperienza tu l'hai vissuta in maniera positiva. Sì, l'ho vissuta in una maniera tranquilla, ho sempre fatto musica e per me Amici è stato un mezzo potente, importante per fare qualcosa di più grande. Ecco, tra l'altro questo è il momento, viviamolo insieme con Emma, è il momento della vittoria. Lo abbiamo fatto vedere anche la volta scorsa, quando è venuta Loredana Errore, che voglio salutare, perché è stata un'altra grande protagonista di questo talent. Adesso lo facciamo insieme. E questo è il momento in cui Emma vince l'edizione scorsa di Amici. Ecco, io ho voluto far vedere queste immagini. Natale, possiamo ritornare qui in salotto, sia la volta scorsa quando venne a trovarci Loredana, sia questa volta, perché intanto è giusto fare cronaca e commentare quello che è realmente successo. Poi io stimo molto Loredana Errore, che tra l'altro vive ad Agrigento con la sua famiglia, quindi la sentiamo sicuramente molto vicina a noi che siamo siciliani. Non conoscevo Emma, la sto conoscendo adesso e la sto conoscendo molto bene, ma la stimavo anche prima per quanto riguarda le sue qualità artistiche, e mi sembra che l'anno scorso siano arrivate proprio in finale, alla finalissima, due ragazze molto talentuose che meritavano entrambe di vincere questo programma, per cui credo che alla fine anche la bravissima Maria De Filippi sia stata un po' in difficoltà, no? Nel decretare la vittoria di una piuttosto che dell'altra, però alla fine insomma ci voleva una classifica. Mi fa piacere che tu mandi un saluto a Loredana, certo. La salutiamo anche noi, Molto è stata una bella affettuosamente. edizione. Sì, secondo me le nostre sfide sono stata la cosa più esilarante di quel programma, sfide avvincenti basate solo appunto sulla qualità artistica, non ci sono mai state offese, insulti, parolacce, ci siamo veramente sfidate con dignità e con qualità, quindi questo lo voglio sottolineare e sfidarmi, lo dico sempre, sfidarmi contro un colosso come Loredana, perché Loredana ha veramente una forza e una qualità artistica immensa, è stato anche un modo per crescere ancora di più, perché poi sfidarsi con il più debole non è proprio una vittoria completa, ma vincere contro una potenza come Loredana è stato qualcosa che ha fatto crescere me e lei, e la porterò sempre nel cuore. Allora, brava Emma, e salutiamo con grande affetto anche Loredana. Hai visto che sono bravi questi ragazzi, queste ragazze? Io dico sempre che perlomeno Amici e X Factor dà una passerella a ragazzi che hanno già un mestiere, cioè che stanno già a cantare, che stanno già a ballare, che stanno già a presentare, poi devono andare avanti con le loro forze sicuramente. Certo, dà la possibilità di approdare una grande vetrina, e poi il talento, se c'è, viene migliorato, ci sono maestri di canto, maestri di musica, per cui
Da lì è una grande scuola, per cui che ben vengano queste trasmissioni. Senti, io adesso presento l'ospite che tu hai annunciato, però poi dopo volevo sapere, quindi preparati, volevo sapere come Franco Neri, amico mio, si prepara a vivere il Natale, perché il Natale è una cosa da vivere con una certa attenzione, quindi preparati. Intanto, prima di sentire il brano iniziale della nostra Emma, applauso per Francesco Scimeni. Eccolo qui, Francesco Scimeni. Vieni Francesco. Buonasera Francesco. Ai. La gag. Allora, senti. No, noto delle analogie incredibili. Aveva un bicchierino di plastica sotto. Senti, noto delle analogie incredibili con gli ospiti, ciao Emma, di questa sera, perché anch'io ho vinto. Cosa hai vinto tu? Una trasmissione. Hai vinto una trasmissione quale? Conoscenti, amici, conoscenti. Io farò quella che si intitola Parenti, così completiamo la gag. Io ho fatto stranissimo, perché abbiamo fatto un film molto chi? No, perché lui ha fatto, si chiama Il piatto freddo, mi pare. Il piatto freddo. Pensa, noi invece abbiamo fatto questo film che c'erano tre monelli, non so se anche questi tre monelli che niente, facevano sto scherzo a questo pornodivo, gli mettevano sempre il ghiaccio, si chiamava Il pacco freddo. Vabbè, questa è una cosa che non c'entra, un'altra che allora, vedo che ci sono i sommelier. Bene. No, è una banda musicale, che viene da Milena, provincia di Caltanissetta. Da Milena? Sì. Tuo cugino? No, Milena, buonasera. Lei banda. No, lei... No, hanno una banda. Sì, vabbè. Lei che suona, mi scusi? Il Bombardino, giusto. Era a Roma ieri mattina per caso? No, perché... Sì, ieri a Roma è successo di tutto. Sì, lo fanno. Bene, sì. Allora, di cosa hai bisogno? Una camera. Allora, senti una cosa, io ho bisogno di due persone perché volevo provare un numero che riguarda appunto... Cosa? No, dico cosa? No, ho bisogno di una persona, di una signora, buonasera signora? Buonasera, mi scusi, lei mi può fare vedere la sua mano, mi scusi, perché vedevo che brilluccicava. No, la signora, si può alzare un attimo i piedi? Grazie, prego. Venga signora, sì. Venga, buonasera, venga. Prego da questa parte. Facciamo un applauso alla signora così la incoraggiamo, così prego. Le diamo anche la forza di arrivare. Come mai il basso tuba è separato dalla banda? Non lo so, non l'ho chiesto. Perché il basso tuba? Prego, un attimo, aspetti, non la lascio sola perché ho bisogno anche di un uomo vero, un uomo che abbia delle qualità, quindi abbandonerei questa zona e eccolo qua, è un bell'uomo. Venga. Guardi che contento il signore. È andata così. No, lei si segga che io si segga, avanti, non facciamo schifo. Che state facendo insieme? Venite qua. No, lei venga. Si sono confusi, venga. Sì. Venga in senso motorio. Ecco, da questa parte, eccola. Di qua. Scusami. Allora, ecco, piano, lentamente. Come il koala, piano, lento. Alza la mano per l'eucalipto, poi scendi, vai di lì, arriva dove c'è scritto insieme, gira a sinistra e suicidati. No, scherzo, allora, di là, andiamo, applausi ai volontari, dai. Signora, venga. Allora, sì. Prendo la sedia. Prego, sì. Tanto è la tua, quindi utilizzala come vuoi. Questo è un microfono, prego. Sì, prego. Sì. Chi è? La signora. Questo è stranissimo, venga qua. No, lo fanno. Prego, come? Lei è svizzera? No, perché sembra... Buonasera. Allora, il suo nome? Giussi. Giussi di? Milena. Giussi? Sì. Milena? Giussi di Milena. Vabbè, lei è? Carmelo. Di Roccazzo? Di Milena. No, perché Roccazzo è un comune di vicino di Vittoria. Sì. E d'altro è una frazione di Vittoria. Signor Carmelo, lei di cosa si occupa? Vabbè. Lei è arrivato in Italia col canotto, vero? Cioè, poi... no, ma è un problema che dobbiamo analizzare questo, ragazzi. Questi sbarchi ormai ci stanno... Non è vero. Allora, si rilassi. Lei di cosa si occupa? No, per aiutarla nella sistola, perché vedo che... Allora, di cosa si occupa? Io insegno. Insegna cosa? Insegno religione. Perfetto. Ora pro nobis, ego te absolvi nomine Patris Filii Spiritus Sanctus, linoleum. Allora andiamo noi. Allora venga un po' più in qua. Lei invece si occupa? Io sono una volontaria in servizio civile alla Proloco di Milena. Bene, esattamente cosa che
Promuoviamo il patrimonio artistico culturale del nostro lui, paese. per esempio lui, no, anche lui. Anche. Dimmi che è un patrimonio. Noi Così lo diciamo anche, giusto? Il Museo della Civiltà Etnoantropologica, che è bellissimo. E questa è una bella cosa, Brava. Museo etnoantropologico di Milena. E ricordiamo che nel Museo etnoantropologico c'è tutto, praticamente. Tutto. Abbiamo cucina a gas, abbiamo tutto per la casa, tutto. Come i cinesi. A legna. La cucina a legna. E vabbè, ci tratteniamo molto su questo argomento? No, direi di no. Questo dove lo mettiamo? Qua. Allora. Anzi, no, questo lo diamo, perdone. Lo tengo io, ti aiuto. Signorina Giusi di Milena Giusi. Vedo che lei ha un bellissimo ammonile. Lo può lentamente, può leccare il dito. Ah no, lei è insegnante di... Lo fanno. Lei è proprio insegnante... Insegnante, basta, ma ha preso gli ordini, sì. No, io sono papà. Lui è papà! Sì, lui è papà! Ma si può insegnare religione senza essere sacerdote. Se volevi sapere questo, la risposta arriva. Bene, sono contento che... Sì. Allora, questo è un bel anello, oro bianco, argento, insomma, buono, comunque buono. Grazie, tante belle cose e arrivederci. Dove vai? Vieni qua, vai? Sì. Come vede, carissimo, il suo nome? Carmelo è all'Alzheimer. Allora, Carmelo, vede, l'anello è molto bello, rappresenta due farfalline che si rincorrono, pippiri. Allora, vede, sono due farfalline con gli zirconi. Allora, come vede, è un anello molto bello, all'interno c'è scritto qualcosa, Pasqua Perugina. No, è buono. Carmel, allora, può tenere con la sua mano destra il mio polso sinistro? Lui ragiona e capisce, perfetto. Allora, e invece con la mano sinistra il polso destro. Con la mano sinistra il polso destro. Lui con la mano destra, lei con la mano sinistra. C'è una comunità a Milena, vero? No, allora, parallelo a me. No, con la mano sinistra il polso destro. No, ho paura della banda. Allora, attenzione, no, perché anche il museo è etnoantropologico. Lei stringa forte, signorina Milè. Stringa forte che mi piace. Allora, occhio all'anello. No, vabbè, è una cosa mia. Allora, anche lei, Carmelo, stringa, però vede, quando il pollice diventa blu, lei deve allentare un attimo, se no mi accascio, capisce? Mi accascio. Allora, occhio all'anello, stringa forte. Basta dire le famose parole magiche. CGL Cisluwill. Questa è una cosa nuova. Sì. Wikileaks. Esatto. Tanto ci sono delle rivelazioni su Salvo, fra poco arriva. Sì, adesso figurati, a voglia. Una cosa turca. Sì. Allora, Vuoi che ti invito anche a cena o mi abbandoni? Dovresti abbandonare. Vabbè, allora. A questo punto il gioco si conclude. Lei mi deve dare anche il portafoglio. No, è vero. Chiedo un attimo al prete, a Carmelo. Carmelo si rilassi. Carmelo, mi sono forse avvicinato al corpo durante il gioco? Il mio? Cos'è il genio? È questo, il genio è questo. Allora, Carmelo, il gioco... Mi sono forse avvicinato al corpo durante il gioco? No. Bene. Carmelo, ho forse messo le mani in tasca? No. Carmelo, ho forse fatto mosse arcane? No. Mano vuota, Carmelo, mano vuota. Guarda, mano vuota. Vado qui dietro, qua, guarda. Cosa c'ho qua? Cosa c'ho? Pazzo! C'ho un portachiavi, guarda, americano che ha la lampo che ne serra l'intero perimetro. Ok? Natalis? Questo stava nella mia tasca, giusto? Sì. E sta chiuso. Ora, la cosa inquietante qual è? Che io qui tengo la chiave di casa. La cosa inquietante qual è? Che qui c'è la lampo, ho la chiave di casa, ma la cosa inquietante è che incatenato un moschettone è il suo anello. Oh miracolo, anello!
Il miracolo! Grazie. Lo stacchiamo. Ringrazio anche i sommelier. Ecco, grazie. Da questa parte. Sì, piano piano, lentamente, senza premura, si avviano verso il posto insieme con un grande artista. Ora pro nobis, ego te absolvo. Vai in pace. Francesco Scimemi. E allora Emma, prima di sentire cosa farà per Natale Franco, perché la mia curiosità cresce, cominciamo ad ascoltare questo tuo ultimo lavoro. A me piace così, questo è il titolo. Il primo brano che ascoltiamo e siamo pronti con la base si intitola Cullami. Ad insieme Emma! Grazie. Emma! Grazie. Vieni Emma, complimenti. Poi dopo sentiremo un altro brano che voi amate molto che si intitola Con le nuvole. E poi Emma ha messo in scaletta anche un brano che ti ha portato molta fortuna che si intitola Calore. Ne avremmo bisogno in questo momento, e non solo di un po' di calore meteorologico, ma anche di un po' di calore umano che serve sempre. Ci sono saluti, ce ne sarebbero una tonnellata, però abbiamo condensato alcuni saluti. Dai. Dei saluti per Emma. Ti salutano calorosamente dei tuoi fans Manu Cucciolo, Roberta Mene e Grazielinda Barberis. Bene, tra i tanti. Tra i tanti. Poi c'è Ines che vorrebbe fare un regalo speciale al marito Francesco Cuccurullo di Monte Sant'Anastasia. E cara Emma, questo regalo glielo devi fare tu e devi salutare Francesco che tu è un tuo grandissimo fans. Ciao Francesco, grazie. Buon Natale. E poi Carmen Enzabella e Francesca Contino salutano e mandano un enorme bacio ad Emma. Grazie, grazie a tutti. Grazie Emma. A proposito di saluti, mi è arrivata una mail in questi giorni, anzi no, proprio un post, si chiama così, su Facebook, continuate a scriverci, Salvo la Rosa Insieme, oppure Salvo la Rosa Insieme, fan club ufficiale. Caro Franco, io non so che rapporto tu hai con Facebook, io sino a qualche mese fa non avevo alcun tipo di rapporto, cioè proprio bianco completo, però poi ho capito che insomma è un mezzo che se usato bene è molto importante, me lo hanno chiesto i miei superiori di Antenna Sicilia, però arrivano delle cose importanti. Tu con la tecnologia che rapporto hai? Beh guarda, io ad esempio al televisore so che c'è c'è on e off. Sì. Ora ti spiego come ho imparato cioè come ho capito che off significa spend, perché off basta che voi pensate ho finito, tu schiacci ho finito, on ho iniziato, off ho finito. E la tecnologia, bisogna starci dietro. Tu parli di Facebook, io non ci sono su Facebook. C'è qualcuno che mette Franco Neri, ma non sono io. Non sei tu, non quindi sono io, sono altri che magari fanno dei fan club o delle cose non autorizzate, però non hai un grande rapporto. Francesca è una ragazza, è giovane, quindi forse è un po' più vicina al mondo di internet. Io fino a un po' di tempo fa anch'io con internet non avevo molta dimestichezza. Poi invece devo dire che ci ho preso gusto, però è un po' pericoloso. È un po' pericoloso, è vero. Io dico sempre che poi le cose bisogna utilizzarle bene e allora diventano utili, altrimenti possono diventare pericolose. Sicuramente. Ti dico soltanto che mia madre, quando iniziano uno l'email, perché ormai l'email serve per lavorare, gli faccio mamma, ormai le cose arrivano con la posta elettronica. Mia madre mi fa, Mizzica, l'hanno licenziato il postino. Però guardate che la battuta della mamma è importante perché la tecnologia... Lei pensava che avessimo perso anche un posto di lavoro. La tecnologia in qualche modo dà tanto, però toglie. È vero, è vero. Allora, in uno di questi post c'era un saluto che dovremmo indirizzare agli amici di Lercara Friddi che sono qua, perché c'è il signor Nino Greco. Chi è? Il signor Nino Greco? Eccolo là, si alzi in piedi. Lei è qui, ma sua moglie è lì. Cioè in Germania. Allora, sua moglie la pensa, si è ricordata di lei. La signora Rosa di Liberto mi ha detto, io sono in Germania ma vengo il 23. Mio marito mannai fuori a casa, mannai in Sicilia. E si trova con voi. Quindi attraverso lei, attraverso la sua signora che è in Germania, noi salutiamo tutti i siciliani che vivono nelle altre regioni d'Italia e all'estero. Grazie, Lercara Friddi. Però, Franco...
visto che si avvicina il Natale e adesso torneranno molte persone, io torno all'argomento di prima, cioè che cosa farai per Natale, come ti stai preparando, come lo vivrai questo Natale? Guarda, io per Natale, come tutti gli anni, la tradizione vuole, no? Che uno, Natale, vivendo al nord, Torino, ci tengo a precisarlo, Torino è la città più grande della Calabria proprio, perché calabrese, cioè piemontese a Torino non ce n'è, o siciliani o calabresi, cioè senti per le strade, uno dice vado dal pasticcere a comprare, che ne so, la merendina, no, senti dall'altra parte dici ma ne portate i cannoli siciliani da Palermo, dall'altra parte no, ti ho portato i cuoceddati, invece i calabresi no, ti ho portato i dolci con le mandorle, per cui al nord siamo tutti del sud ormai. Mi sto preparando come? Ho paura del Natale. Perché? Perché ci sono tutte queste persone che si attaccano ai balconi. Persone che si attaccano ai balconi tutti vestiti di rosso e pieno di ladri. Sì, ho capito. E qualcuno li becchi già con la refurtiva. Li vedi già col sacco che sono attaccati, no, sono attaccati al balcone, sono così. E tu li guardi e dici, ma sarà veramente... No, lui è un ladro che si traveste da Babbo Natale. Certo. E mio padre, quando arrivava a Natale, la cosa bella è che quando arriva Natale è un modo per stare insieme nelle famiglie numerose. Noi siamo una famiglia numerosa e sono contento di essere cioè, di vivere una famiglia con tante persone. Si inizia a preparare non come al nord. Al nord, sai, il Natale è il 25, la vigilia è il 24, si mangia e vedi i piemontesi fanno, ma facciamo un brodino, magari 2 ali di pollo spezzate in 4, perché siamo in 8, un pezzo per uno. Le piume le usiamo per scrivere con penna e calamaro. Invece da noi al sud, anche qui, io ormai è una settimana che sono qua in Sicilia, ed è diverso. Perché io ho già visto gente che, mia madre sempre mi telefona tutti i giorni per sapere cosa sto facendo, come mi sto trovando, ha già iniziato a preparare, ma non da oggi, è dal 1° gennaio. Mi ha detto Franco, il sugo è tutto fatto, 36 litri, bastano. Gli ho detto scusa, la carne, non ti preoccupare, quando vieni sul maialino è ancora vivo. Addirittura. Io mi ricorderò sempre un anno che stavamo mangiando a casa e sentivamo battere proprio questo rumore. Mia madre fa, vai a vedere fuori che forse è arrivato lo zio. Apriamo la porta e non era lo zio. Quel rumore usciva dal forno. C'era il capretto che ha detto, oh, mi togli la pelliccia o sto morendo di caldo. Anche il capretto si lamentava, vabbè. Però è vero, sono usanze diverse. Noi meridionali siamo un pochettino, come dire, più ampi, no? Siamo un pochettino più larghi, siamo un pochettino più abbondanti. Poi noi meridionali siamo così, cioè, come tutte le mamme, perché le mamme, quando senti la mamma che tu stai lavorando lontano, non è che ti dice come è andata la giornata. La prima frase qual è? Hai mangiato? Sì. Mamma, sono le 6 di mattina, ma tu hai mangiato? Proprio perché sono le 6 di mattina. E poi, che ne so, devi andare a fare commissioni per la città, ti muovi a piedi oppure ti muovi con i mezzi che hai a disposizione. È una sola la frase, ti raccomando, la canottiera della salute. Vero. Il 15 agosto in Sicilia serve la canottiera della salute? No. No, mettete la canottiera. Perché? Perché se sudi ti prendi un male. Guarda che forte la mamma. È vero, la mamma. E poi la frase mitica di tutte le mamme qual è? Te le sei cambiate le mutande. Ci faccio, ma perché? Metti un incidente? Sì. E che tipo di incidente? Un camion che ti viene addosso. E io, ma metti che ho le mutande pulite, vedo il camion che mi viene addosso, no? Guarda a destra, vedo che non posso scappare. Guarda a sinistra, vedo che non posso scappare e intanto il camion si avvicina. Ma pensi che non l'ho sporcata almeno 3 volte dalla paura? Le mamme sono così. E anche in questo caso, scusami Franco, sono diverse le mamme del nord da quelle del sud, perché la mamma che tu hai descritto è un po' più quella del sud. Cioè, non è che la mamma del nord è diversa dalla mamma del sud, perché poi in fondo le mamme sono tutte uguali, dicono tutte le stesse cose in modo diverso. Però la mamma piemontese, la mamma del nord, siccome che la vita è molto più frenetica, è velocissima, ti raccomando, guarda che alle 8 devi essere a lavorare, basta. La nostra, la mia, anche la sveglia sera alle 8, lei alle 5 era già in una cameretta, ti alzi. Mamma, sono le 5, ma ti devi preparare. E che devo cucinarmi il maialino per portarmelo a lavorare? No, alzati che è tardi, guarda che fai tardi. E così, le mamme sono così, ti vengono a chiamare al buio le mamme. E la mia, io avevo il terrore, mi veniva a chiamare al buio, io al buio non la sentivo, la vedevo. Era la vestaglia acrilico fosforescente che c'aveva.
E quando camminava faceva le scintille come Robocop. Era il quarto segreto di Fatima. Addirittura, l'altra parte. Franco Neri, grazie, prepariamoci al Natale. Sì, no, voglio solo che, visto che loro se lo sono ricordato, questo personaggio si chiama, facciamoglielo sentire. No, vabbè, il Franco esiste, non può morire, perché Franco è il mio, sono io che racconto, però bisogna fare anche altre cose. Questo progetto che stiamo facendo con Tony Rasa e Gaetano Sansone, che sono gli sceneggiatori, e c'è tanta gente, adesso poi li attori presentiamo, ci arrivo, qui in sala, ci stiamo divertendo, sto facendo una cosa diversa, non faccio ridere, sto cercando di fare, ma non riesco. Poi vi racconterò perché. Vabbè, ce lo racconterai dopo. Com'è Franco? Dillo tu. Franco l'avvocato in Il piatto freddo. Vabbè. Tu volevi sentire un'altra cosa? Me lo fai uno? Sì. Uno, sì, facciamo tutti insieme? Sì, tutti, perché lo sanno fare, per questo te lo chiedo. Franco! Franco Neri, grazie. Natale, poi ci dedicheremo, anche se abbiamo già cominciato a farlo, a questo film, però ci sono i film di Natale in uscita e ce n'è uno che noi abbiamo visto in anteprima qualche giorno fa, cioè Natale in Sudafrica, prodotto da Filmauro per Aurelio e Luigi De Laurentiis, regia di Neri Parenti con Christian De Sica, con la nostra Barbara Tabita, che è un'attrice siciliana, siracusana, adesso residente a Palermo, con Serena Autieri, con Max Tortora, con Giorgio Panariello, che è straordinariamente simpatico, e con Belen Rodriguez. Io ho detto che qualcuno doveva andarla a intervistare, Belen, cioè qualcuno ci doveva andare. Guarda caso ci sono andato io. Ho fatto questo grande sacrificio, questo enorme sforzo. Allora, da venerdì prossimo, tutti al cinema a vedere Natale in Sudafrica, vediamo cos'è venuto fuori da questo incontro ravvicinato con la signorina Belen Rodriguez e col mio amico Giorgio Panariello. E poi dopo ancora insieme, prego. Da dove cominciamo? Allora, cominciamo a dire il fatto che veniamo sempre noi a trovare te. È vero. E questa volta com'è sta storia che sei arrivato fino a Napoli ad incontrarci? Potenza del presidente. Potenza di Belen. E potenza di Belen, diciamolo. Volevo essere, come dire, un attimino più garbato, però potenza di Belen sicuramente. Ma lui non ce la farai mai. Ma potenza anche di Giorgio, che è un mio amico, capisci? Ecco, conosco i miei polli perché tu fai il macellaio. Esatto, vedi che ti agganci. Le sceneggiature delle nostre interviste, chi le scrive? Ci siamo divertiti tanto, quando vengo al tuo talk show mi diverto veramente molto, poi c'è un bel pubblico, bello caldo, bello. Ti aspettiamo allora, perché so che torni. Torno, vengo sia a Catania, farò Palermo, farò... Ma di questo parleremo, anche perché vorrei chiedere a Belen, ma Panariello esiste o non esiste? Questo devi chiedere a lei, è una ragazza... Esiste come? Ma tu la sai la storia, quella storia di Panariello non esiste? No, raccontamela tu, dai. Così. C'era un bambino che incrocia per la strada Giorgio, con la mamma, ovviamente accompagnato dalla madre, che ci rimane incantato e quasi male, no? Perché i bambini poi sono molto sensibili. Ti è rimasto male, no? E stava lì. Dice, ma lo vedi chi è quello lì, quel signore? Quello è Panariello, lo riconosci? E lui, ma guarda, dice, Panariello non esiste. Quindi evidentemente i bambini hanno una percezione di noi che facciamo la televisione dentro il cubo, no? E quindi... insieme. È vero. Io, Bruno Vespe, Gormiti, Pokémon, siamo tutti insieme. Ecco, io sto immaginando adesso un bambino che pensa, ma quello è Bruno Vespa o Panariello? È uguale, è la stessa cosa. La stessa cosa. Invece andiamo per il momento al film, che è il motivo per cui sono arrivato sino a Napoli, anziché aspettarvi lì. Del resto si dice che c'era il Regno delle Due Sicilie, adesso ce n'è una sola. L'altra che fine ha fatto? Vabbè, quella è sparita. È sparita. Allora, nel film invece Panariello esiste ed è un macellaio che va in vacanza in Sudafrica, passa il Natale... A fare caccia grossa insieme all'amico Massimo Ghini che fa un chirurgo, e io sono un grande fan suo perché io questa Angela, che io non so essere una etnologa, Etnologa sì, è un'altra cosa. C'è anche l'Etna, forse Catania, l'Etna, vabbè. Forse per quello. Per caso. È molto probabile. E quindi non so questo, per me è solo una che fa un calendario, in realtà lei con questo calendario finanzia questa ricerca per andare a cercare e poi ti dirà lei che cosa in Sudafrica. E io vedo questa immagine, quindi mi piace, vado da morire, e all'aeroporto, in aereo, io e Massimo incrociamo lei. Massimo se ne innamora
come se fosse un fiore, una cosa da cogliere delicatamente, io invece come un macellaio vero e aggressivo, vero. Bella muccona da latte! Brutto caffone! Guarda qua, il quarto anteriore, la rostinciana, il lombo. Sei un macellaio purino, maleducato e ignorante. Il minimo che posso fare per farmi perdonare da lei? Offrirle dello champagne, vado al bar. Come andrà a finire lo scopriremo al cinema, però che cosa vai a cercare in Sudafrica? Cosa cerca questa entomologa che arriva da lontano? Il bruco della farfalla del paradiso. E smetti di ridere, per favore, ogni volta che... Il bruco della farfalla del paradiso. Come lo dice? Ripetilo, guarda, eccola. Cosa cerchi in Sudafrica? Nel bruco della farfalla del paradiso. Il bruco, capito? C'è il bel bruco. Il bruco della farfalla del paradiso. È il paradiso. E quindi arrivi lì e invece trovi questi due, diversi tra di loro, perché... Esatto. Prima li trovo in aereo e subito parte il ceffone, perché è veramente un maleducato, non ha limiti, è una persona incontrollabile, è indisciplinato, ed è quindi subito parte il ceffone. Poi invece me li ritrovo in hotel e quindi lì capisco che non riuscirò mai a liberarmi di loro e quindi me li porto via e li uso. No, io mi chiedevo che cosa ci fa una bella ragazza come lei tutta sola in Sudafrica. Sono zoologa. Ah, zoologa. E voi cosa ci fate in Africa? Caccia. Caccia! E li getto. Come dovremmo fare le donne? Ecco, brava, come fai che nella non vita? si comportano come dovrebbero comportarsi. Quindi tu lo fai questo nella vita? No, io no, io sono una... No. Tu hai sentito poc'anzi... Non ho buttato ancora Fabrizio. Insomma, vedi che alla fine ci arrivi sempre. Perché quando sono arrivato qui, devo dire grazie a Giorgio, lui mi ha presentato molto bene con Belen, ha detto arriva da Catania, Dante è in Sicilia. Che sei il più grande. Ti ringrazio, è un amico. E quindi quando lei ha sentito Catania, insomma, come dire, è ulteriormente rifiorita, perché c'è insomma questo compagno, questo fidanzato catanese. Abbiamo un po' ricostruito, lo dico anche a tutti i parenti della famiglia, tutti i gradi di parentela, siamo arrivati sino al bisnonno. Esatto, fino al bisnonno. E voi dormite ancora? Sì, che Gabriella la canta sempre, che Gabriella è la mamma di Fabrizio. È la mamma di Fabrizio, quindi Gabriella ti canta questa canzone e tu sei particolarmente legata non solo all'uomo ma anche alla terra. Io sono particolarmente legata sempre comunque al sud dell'Italia. Sì. Io penso che mi appartiene moltissimo il carattere, sì, e quindi vabbè, sono sempre legata per un motivo o per l'altro. Senti, poc'anzi in conferenza stampa ti hanno chiesto, sei a un momento importante della tua carriera, certamente, dopo tanto successo sta arrivando il Festival di Sanremo, è già arrivato il Cinepanettone che è sicuramente un evento importante per chi fa questo mestiere, e adesso che succede? E adesso succede che mi criticheranno talmente tanto che non riuscirò più a dormire di notte. No, succederanno tante cose belle, succederanno cose meno belle, però è così il mondo dello spettacolo e quindi proverò a soddisfare, non è possibile soddisfare tutti quanti perché alcuni sempre rimarranno delusi, però io ce la metterò tutta, questo lo prometto. Assolutamente, e quando Belen fa una promessa come fai a non crederle? No, non c'è verso. Dillo tu che sei un fiorentino. Quando Belen fa una promessa è così, le mantiene. Le mantiene, sì, è vero. Le mantiene sicuramente. Hanno detto in conferenza stampa, lo ha detto il presidente De Laurentiis, che lei è brava anche perché è immediata, diretta, come sono sicuramente gli argentini, confermi? Confermo, perché lei non ha stupito un pochino tutti quelli che erano sul set per la sua naturalezza, sembrava che l'avesse sempre fatto, e questo perché è aiutata anche dalla sceneggiatura e dal copione. Avrebbero fatto uno sbaglio enorme gli sceneggiatori e il regista Neri Parenti se avessero preteso da Belen una cosa superiore a quello che poteva fare. Quindi quando un regista riesce a prendere del personaggio, dell'attore, quello che può fare, secondo me, anzi, che solo che migliorare, no? Piano piano, e questa è l'intelligenza. Molto spesso capita, dove vai? Ho visto passare. Sì, lui gira, capito? Sì, molto spesso capita che viene affidato dei ruoli a persone che magari non perché non lo sappiano fare, ma non sono ancora in grado per il momento di farlo, e quindi magari si sbaglia. Senti, il macellaio è un po' nel tuo destino, ne hai fatto uno molto simpatico in televisione, quanto prima, eri Pio Bove in TV, sei Ligabue, detto Bue in Natale. Ligabue della Chianina, detto Bue. Sì. Sono del destino è quello di fare. Mi hanno fatto... Dillo tu, ti prego, la sua frase è... Uomo di lombo, sicuro che trombo. Ecco, lo ha detto
detto con una voce flebile e soave come solo una sudamericana può fare. Romantica anche quello che dici. Sì, appunto, ho detto voce flebile e suave, se l'avessi detta io sarebbe uomo di lomba. Perché voi non capite che quando si dice una cosa fra virgolette volgare bisogna mettere molta dolcezza, altrimenti la gente poi ci rimane male ed è questo il segreto. Ecco perché sei arrivato a quest'età sbagliando, perché se tu ci avessi messo la dolcezza sudamericana... Se la sa mettere molto meglio. Io potrei andare e direi, scusi, buongiorno, mi dica, vorrei il bruco della farfalla, cioè, senti, è il bruco della farfalla del paradiso. Del paradiso. Senti, ma che differenza c'è fra quel Pio Bove e Bue? Intanto Pio Bove era molto c'aveva la voce dei Cecchi Cori e parlava un po' con la voce dei Cecchi Cori e quindi già questa era una caratterizzazione molto forte della voce. Poi pigliava sti polli e sbatteva in terra, capito? Diceva a me quelli che fanno male ai pesci ammazzerei tutti, c'era il problema, c'era la nonna anziana in fin di vita che gli stava con l'avvoltoio sulla spalliera, nonna, c'aveva l'avvoltoio sulla spalliera, quindi c'aveva il figlio rognone, c'aveva la figlia scaloppina, insomma era tutta una cosa un po' più strutturata. Questo è come si fa normalmente nel cinema, altrimenti sbagli, è un po' meno caratterizzato, è molto più normale, no? Abbiamo cercato di rendere questo personaggio un po' più esistente, cioè che fosse probabile, e quindi come vedi si tinge i capelli, ha 50 anni, 60, ma vuole averne molti meno, pieno di soldi e pensa di poter comprare tutto, e quindi ha questa S un po' forte, dice bestia ogni tanto, quindi è uno molto, però è scritto, a me piace molto quando mi scrivono le cose interpretate. Per chiudere c'è un altro film in uscita l'anno prossimo che ti appartiene molto perché Firenze, la Toscana è protagonista, no? Senti che parola che uso adesso, vie più in questo periodo. Però scusami, vorrei sentirla da questa parte. Puoi dire per favore vie più in questo periodo nella maniera più giusta? Vie più in questo periodo? È un'altra cosa, è un'altra cosa. Vie più in questo periodo, dopo la scomparsa di Monicelli, è un omaggio al nostro grande... Non è una continuazione. No, hanno ipotizzato gli autori, che poi sono anche Piero De Bernardi e Benvenuti, che sono gli autori degli altri amici miei, che già nel 400, all'epoca dei Medici, esistessero 5 amici che facevano le zingarate. Questo è in costume, con delle ricostruzioni sceniche bellissime e anche con uno sforzo produttivo superiore. Io l'ho visto e vi stupirà. Sì, io sono stato sul set qualche mese fa perché ci ha invitato anche allora, quando chiama il presidente, sì, la gita. C'era solo Ceccherini che girava la partita di calcio in costume con 40 gradi. No, proprio a Cinecittà. Allora, facciamo gli auguri. Intanto, facciamo contenti i siciliani. Una strofetta così piccolina. La cedi sono stanchi di cantare. Ma non la so. Non la sai, te la ricordi soltanto? Vi deluderò tantissimo. Non la sai, ma tu non la senti? So. No, c'è Gabri che me la canta a cappella tante volte. Però. Sciuri de tutto l'anno, la muricana, neanche quella lì. Mirastiti Lutor. Non la sa, vabbè. Tanto esatto. Tanto c'è chi te le canta queste cose, no? Piantatela di mettermi in imbarazzo. No, ma quando mai? La Sicilia non ti metterà Yes, vi canterà El Bruco della farfalla del paradiso. Il bruco della farfalla del paradiso. Va bene, facciamo gli auguri di Natale e ci lasciamo così. Auguri? Buon Natale a tutti, passatelo in famiglia. Bene. Grazie Belen Rodriguez, Giorgio Panariello. Grazie a Giorgio che è veramente un carissimo amico e verrà l'8 marzo qui, grande puntata con Giorgio Panariello perché sarà in giro col suo spettacolo. Grazie a Belen Rodriguez che ha promesso di venirci a trovare, ma intanto andate al cinema a vedere Natale in Sudafrica perché è molto divertente. Grazie anche a Roberto Stramondo che ha montato questa intervista. C'è anche un progetto tuo, una tua trasmissione, ne vogliamo parlare e poi prepariamo subito il brano di Emma che arriva tra un istante. Che stai preparando? Sto preparando lo spettacolo nuovo che partirà da gennaio e racconteremo i 150 anni della nostra Italia vista da un calabrese che incontra Garibaldi, Camillo Benso Conte di Cavour, Vittorio Emanuele II, un percorso che fa molto ridere, mi sto veramente divertendo a fare le prove perché quindi fa molto ridere. Progetto di attualità, 150 anni dell'Italia, ma anche divertente. Saliamo sulle nuvole, Con le nuvole, Emma, ad insieme, vai! Grazie. Grazie a te, Emma.
Ne parlavo poc'anzi con Franco, voi siete giovanissimi, però avete già un seguito veramente straordinario, no? Perché ci sono questi ragazzi e queste ragazze che vi seguono dappertutto, su internet, in questo rapporto telematico, ma poi soprattutto dal vivo, quando venite a fare qualche presentazione di un nuovo CD o quando fate qualche concerto. Cosa vuoi dire a questi ragazzi, a queste ragazze che ti seguono dappertutto e che anche oggi sono qui ad insieme, hanno prenotato il biglietto, hanno fatto la fila? Ma intanto mi sento di dire, come faccio sempre, grazie, perché dire grazie alla gente che ti fa andare avanti non è mai abbastanza, penso io. E poi mi sento di dire comunque, al di là che sia io e Emma, di non vederci come miti, come persone irraggiungibili, perché non è così. Noi siamo persone comuni, normali, come tutti gli altri. Abbiamo avuto, sicuramente mi sento fortunata rispetto a tante altre ragazze della mia età, però è anche vero che per arrivare al punto in cui sono adesso ho lavorato tanto. Non ho sempre fatto la cantante famosa, ho fatto la commessa per 300 euro al mese a nero, 10 ore al giorno, ho scaricato scatoloni di scarpe nei magazzini, ho cercato di vendere i trucchi nei supermercati, ho fatto l'assistente sociale agli anziani e nel frattempo non ho mai abbandonato questa mia voglia di cantare, perché non ho solo cantato... Grazie. Non ho solo cantato, non ho iniziato a cantare da Amici e sui grandi palchi che Amici mi ha poi fatto permettere. Ho cantato anche nei matrimoni della gente, ho cantato nei pub gratis, ho cantato per le strade, ho cantato nelle sagre, dove la gente a volte magari al sud ti piglia pure in giro perché magari sai dove viviamo noi, ma che fai, ma dove vuoi andare tu, la cantante? A volte sai al sud bisogna cercare anche di rompere questi schemi, questa mentalità, quindi io quello che mi sento di dire è che se vogliono fare qualcosa nella vita, e a volte non è detto che succeda perché anche il destino fa la sua parte, comunque devono studiare e lavorare e non farsi mai prendere in giro e non vendersi per cose che poi alla fine non esistono, perché non funziona così. Non è vero che per fare successo devi andare a letto con qualcuno o fare delle... non è vero. Scusate, mi sento di dire. Brava. Bisogna solo lavorare e ascoltare i propri genitori, perché un genitore è l'unica persona che ti ha messo al mondo e ti ama veramente e ti dà i consigli giusti. Guarda, io mi siedo accanto a te perché sto scoprendo una bella persona questa era. Brava, brava. È vero, brava. Grazie. Quanti anni hai, Emma? Quanti me ne dai? Quanti te ne do? Pochissimi. Quanti Dai, hai? spara. 20, 21. Grazie, ti voglio bene. Quanti ne hai? 23, 22? Io marcio per i 27. Hai visto? Complimenti allora per come porti gli anni. Bravo. No, vabbè, allora comunque hai detto delle cose molto belle e quindi ti ringrazio, perché poi quando è una ragazza a parlare agli altri ragazzi probabilmente poi il messaggio arriva in maniera più diretta. Molte volte i ragazzi quando parlano loro, quelli più grandi magari non li ascoltano. Quindi... Ed è un errore. Ed è un errore. E l'ho fatto io, però poi, sai, quando si è giovani c'è sempre il conflitto col padre, con la madre. Io adesso, nonostante sia seguita da avvocati, persone, io la prima persona che chiamo per avere un consiglio è mio padre e mia madre. E uno fa l'infermiere e una fa la casalinga. Però un genitore ti dà sempre il consiglio giusto, più dell'avvocato, più del manager, più di tutti. Io non faccio un passo senza... Sai perché te lo dà giusto? Sai perché te lo dà giusto? Adesso parlo da padre di due figli giovanissimi, uno di 17 anni e l'altro di 19, perché ti vuole bene, perché vuole il tuo bene, perché esatto. non ti farebbe mai del male, Esatto. perché cercherebbe di non farti sbagliare mai. Per cui va bene così. Brava. Posso chiedere un applauso per quel meraviglioso attore che era papà tuo? Allora, lei si chiama Francesca Ferro e suo papà era il grandissimo Turi Ferro. Ricordiamolo, ad insieme. E ancora? Sì. E ancora il grandissimo. E ancora il grandissimo Turi Ferro. Sì, bene, sono contento di questa spontanea standing ovation, perché Turi Ferro ci ha rappresentato e ci rappresenta ancora in tutto il mondo, visto che noi col satellite e con internet arriviamo veramente dappertutto. Grande Turi, dovunque ti trovi, noi ti diciamo grazie per quello che hai fatto. E salutaci anche mamma, Grazie, ti saluto
tanto anche io lei. saluto anche mamma, visto che sicuramente mamma a proposito dei genitori ci starà guardando perché c'ha la piccirinda perché così poi puoi essere grande attore o grande attrice, ma la figlia è la figlia, la mamma è la mamma, quindi dov'è datemi una telecamera che parlo con Ida, dov'è? Una telecamera me la date una, dammi a 3, dammi a 4, dammi signora Ida Carrara, grazie di cuore, perché insomma lei è stata la madre di questa grande famiglia. Turi, Francesca, c'è un'altra sorella e poi Guglielmo che è un grande regista. Un saluto anche a Ida Carrara, grazie. Where my soul was in the lost and found, you came along to claim it. I didn't know this one was me till you can't help me name it. Now I'm alone and I fool, I wanna live and fall. And if I make you happy, don't I need to do the more? 'Cause you made me feel, 'cause you made me feel, 'cause you made me feel like a natural woman. Oh, baby, won't you talk to me? You made me feel so I couldn't sigh. And I just want to be closer to you, made me feel so alive. 'Cause you made me feel, 'cause you made me feel, 'cause you made me feel like a natural woman. You made me feel, you made me feel, 'cause you made me feel like a natural woman. Lascio a voi il microfono perché dopo questo folle gioco di Francesco Scimemi parleremo ancora di cinema. Dimmi Francesco, dimmi Franco. Volevo dire una cosa. Sì. Signor Caltagirone, complimenti per i presepi, Sì. però a casa mia quest'anno lo facciamo vivente. Ah sì? Bene. Perché siamo stufi che tutti gli anni ci portano via le pecore dal presepe, vogliamo beccarlo. Non sto scherzando. Ah sì? Quindi. Cioè, perché al sud si fa come in tutti i posti, fatto con le statue bellissime, lavorate artigianalmente. Quest'anno abbiamo deciso di farlo vivente, perché l'altro anno ci hanno portato via 3 pecore e non va bene. E non va bene. E sì. non va bene. E quindi voi dovete fare la guardia. La guardia, esatto, la guardia. Va bene, d'accordo. Grazie Franco, del resto stasera quanto a Franceschi siamo a posto. Franco Neri, Francesca Ferro, Francesco Scimemi, Francesco Pignataro, che bel momento. Francesco Scimemi, vieni. No, applauso, voglio l'applauso. Vieni, dai, vieni qua. Dai. No, Che sono fai? un po' incavolato. Ma perché sei incavolato? È una bellissima serata, abbiamo sorriso, abbiamo ha detto cantato. una bella cosa prima, ha detto Abbiamo che... fatto anche cose belle. No, che per avere successo non bisogna andare a letto con nessuno. E tu non mi avevi detto così.
Vabbè, Che scemo. Che... Vabbè, Fategli un vabbè. applauso perché è carina. Vabbè. Va bene. Senti una cosa. Senti una cosa. Vieni un attimo, scendi. Non so cosa fare. No, io volevo, innanzitutto volevo sapere dove è il dottor Cassata che voleva un pezzettino. No, il dottor Cassata, è un sacerdote, Padre Cassata, buonasera. Cara Friddi. Padre Cannolo. No, Presidente del Consiglio Provinciale di Caltanissetta, poi no. ci sono anche degli assessori. Sì, no, comunque è bello perché è una giunta dolce. Allora, senti una cosa. Senti, dunque io volevo provare questa cosa che io francamente non ho mai fatto. Bene, quindi diciamo che stasera non riuscirà. Sperimenteremo per la prima volta, sì. Quindi, vedo che ci sono le guardie svizzere. Sono sempre loro. Sempre loro. È la banda musicale di Milena, fattene una ragione. Vabbè. Posso chiedere a lui che suona? Perché non che cosa lei suona? La tromba. La tromba, così piccolo. La tromba. Strumento a fiato. Ottone. Chi è? Ah no. Allora, andiamo di qua. Dunque, buonasera signore. E questo come lei vede... Sì. Questo come lei vede è un mazzo di carte. Dunque questo gioco si snoda su due piani di narrazione. Pensa a Grotowski. Allora, prenda una carta così, acchiappa una carta. Tienitela. Arrivederci. Mi scusi, buonasera. Può prendere una carta, semplicemente, grazie. Sì. Piano. Non la metta sotto l'ascella perché lo devo ancora usare il mazzo, capite? C'è anche calduccio qua. Io direi anche un... Sì, anche un ragazzo della banda. Lei si può alzare? Perché... Buonasera. Buonasera. David Byrne, dei Talking Heads, buonasera. Ciao. No, buonasera. Il suo nome? Manuel, acchiappa una carta, ma. Vabbè. Manuel, cosa suoni? Il sax. Il sax. Lento. Sax. Deciso, però. Come? Che? Dammi il microfono. Prendi il microfono, vabbè. Sì, come? Una carta noi perché non ce la fa prendere. C'ha ragione, signore. Lei ha ragione, prendo una carta, signora, prendo una carta. Che fa, scherziamo? Possiamo negare alla signora il diritto di prendere una carta, la gioia, bravo, dai. Bravo. Sì. Signora, sa che le regalo il mazzo, signora, tenga. La carta non la mescoli, tenga il mazzo, se lo mette in borsa, se io lo regalo. Poi la carta se la tenga. Non la mette in mezzo, signora. Il mazzo lo butti. Mette il mazzo in valina. No, lo dia al signore. Come mai non ha portato i capelli? Tenga, allora, chi ha preso la carta alzi la mano. La prima, poi la seconda. Chi è il secondo, il terzo? E la quarta. 4 carte abbiamo dato. Mani alzate. Signora, lei si chiama? Tina. Tina Boemi si chiama. Tina Boemi. Sì. Andiamo su? Andiamo su, sì. Dai. Vabbè. Tina. Che suona, signore? Non suona niente, non è della banda. Tutti della banda sono stasera. Che? Vabbè, che ne so. Che hai bisogno ancora? No, io volevo provare questa cosa. Allora, dunque, questo è un gioco velocissimo. Sì. Però aspetta, non abbiamo finito. Mi serve anche... facciamolo un po' più corposo. Lei. No, lei, signore, lei. Si può venga lei. No, si secca, va. Signore, mi scusi, può avvicinarsi un attimo? Sì, è il regista del film. Vuoi venire a giocare con noi? Sì, lo facciamo venire a giocare. Mi serve una signorina, anche una signorina anche... Buonasera, si può alzare un attimo? Ha scelto me. Prego, da questa parte. Facciamo una cosa, siccome con lui parliamo dopo del film. Sì, bravo, grazie. Ti ho salvato avanzo un caffè. Sì. Lei risalga su, su. Scegli un altro uomo valoroso rapidamente prima che arrivi il Natale. Venga. Sì, quello è un uomo vero, visto che... Vieni. Buonasera, salve, il suo nome? Ciao Paolo. Sì, era molto elastico, sì. Sì, ecco, bene, sì, è agile, scattante, bene, prego. Venga. Tieni il microfono, Francesco, tieni. Si accomodi. Vai, accomodatevi. Procediamo, dai. Allora, buonasera, facciamo presto? Sì. Il suo nome? Laura. Lei? Paolo. Allora, dunque, in un attimo, salvo, scusi. Il gioco velocissimo, gioco velocissimo, questa è la prima parte del gioco. Sì. Lo farò molto veloce. Sì. Allora, questo è un giornale, si piega in questa maniera così e si fa, praticamente si piega così e si fa si ritaglia
così, ok? E a questo punto uno chiede che carta è quella scelta, la prima? La prima carta, la signorina, qual è? 8 di cuori, vediamolo? Sì? Ecco. È l'8 di cuori, guardate, sono 8 cuori. Questo è un esempio. Allora, 8 poi, cuori, aspetta, incredibile. Bene, Poi, dunque, che Sì. si fa? Si fa un'altra cosa, dunque si aspetta così. Così? Aspetta. Sì? Sì, così. Il signore là, Canuto, qual è? Che carta aveva lei? La faccia vedere. 8 di picche. Vediamo. Chi è? Ah, è l'8 di picche, guarda, inquadralo bene, Natale, bellissimo. 8 di picche, davvero, guarda. Fai vedere. È vero. Ok. E invece per quanto riguarda... La terza carta? No, la terza, sì. Me la può dire la terza carta? 4 di quadri? 4 di quadri. 4 di qua. Sì. Sì. Eccolo qua. 4 di 4. 1, 2, 3, 4. Il miracolo è avvenuto. Ok, straordinario, bravo. Allora, vabbè. Senti. Come fa, lo sa solo... No, Allora, che ha tirato adesso. le forbici, un pazzo. Dai, vai, via. Dunque, veloci, facciamo questa cosa velocissima. Veloce, dai, che così poi Allora, film ed Emma e chiudiamo. Allora, dai. veloce, presto. Prendi conta 10 carte qua, presto, veloce, dobbiamo fare presto. No, non c'è bisogno così veloce, dai. 10. Hai contate bene? No. Dovresti contarle anche tu, vabbè. Puoi cortesemente ricontarle così. 1, 2, vai, prosegui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, erano 10. Allora, riconta 10 carte qua. Riconta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, veloce, 9, 10. Perfetto. Tieni. Allora, adesso cortesemente, signorina, lei sa contare, sì, di dov'è? Di carta di di cartanisetta. Così, 1, 2, a voce alta. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Signorina, le può mettere nel... Tutte le... No, è importante, così non le tocca nessuno, sì. Perfetto, in questo momento ha fatto le felicità di 10 carte. Allora, tu quello adesso, allora, andiamo noi, cortesemente. Aspetta. Conta, tieni. 10, altre 10 qua, veloce, altre 10 là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfetto. Allora, andiamo a fare questa cosa. Allora, allora, calmi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, occhio. Hai visto? No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ti ho imbrogliato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Una è andata. Hai visto? Guarda. Hai visto? Non hai notato? Non hai sentito nulla? Niente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Attenzione perché c'è l'ultima. Hai sentito adesso, No, è anni ormai che... Allora, occhio. 1, 2, calma. 3, 4, 5, 6 e 7. Signorina, io non voglio toccare. Lei ha contato le sue 10 carte. Le può tirare fuori e contare qui a una, a faccia in basso. Erano 10, sì, no? no, così, a faccia in basso, a voce alta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il miracolo. Le carte sono passate nel suo seno. Sì, perché questo succede. Sì. E lei non ha sentito nulla. Diamo voce alle minoranze, dai, allora. Signorina, mi scusi, le può prendere tutte e 13, grazie? Io non voglio toccare niente, si può alzare? Le può mettere sulla sedia? Grazie. E si ci segga sopra? Grazie, così fanno tutto il tour. Allora, adesso attenzione, occhio. Calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me li dai 3 carte? Dammi 3 carte. Qua, da queste! Altre 3. Da queste, 1, conta. 2 e 3. Mettile là. Ok. Allora, stai attento. Occhio, questo è il finale. Quasi il finale. È quasi il finale. Hai visto?
è stato velocissimo, come la tua prima. Allora, occhio, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Le vuole riprendere? Io non le tocco, signora, sempre signorina, le sue 13, le ha contate lei. Le vuole ricontare qua a voce alta, per favore, grazie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Il miracolo! Francesco Scimemi! Il finalino. Grazie, signora, grazie. Finalino, dai. Finalino, perché sì. no, perché no? Sì. Signora! Sì. Lei ha preso una carta. Ah, prima. vero, c'è la signora. Io me la sono tenuta per ultimo. Signora. Dina. Sì. Dina. Sì. Boemi. Signora, lei ha scelto una carta. Io la sua carta l'avevo prevista qua. Ma chi c'è Carlo Conti qua? Ah, no, è Baldassarre, il Re Maggio, scusa. Sì, è abbronzato come lui. Dai, finalino. Qual era la sua carta? Sì, a voce alta. Aspetti, perché io ce l'ho qua. Come? 10 di cuori, che c'hai? No, c'è scritto 3 lì però. Aspetta, signor. Ah. Straordinario. Il Francesco 10! Scimemi, grande. Dai, pubblicità, diletta e poi finale. Il film di Franco Neri e Francesca Ferro e poi calore per tutti. Dai. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. You're simply the best. Emma, chiuderemo con calore. Che succede ora? Che stai preparando? Che cosa prevede il programma di Emma a partire dalle prossime giornate? Il programma di Emma prevede per i prossimi giorni sedermi a tavola e mangiare per ore e ore e ore e farmi sto Natale in grazia di Dio proprio. Bene, ma poi... scusate, io me la porto a casa questa ragazza. Io ho due bellissimi figli maschi, facciamo la terza, avviso casa. Comincio da stasera. A mangiare già. Ho iniziato a pranzo, diciamo che... Sì, so che hai pranzato con Tolomeo, quindi immagino quello che avete mangiato. Sì. Una botta. Assolutamente. Poi dopo le mangiate che c'è nel 2011? Beh, tante cose si spera, tanta musica. Assolutamente. Allora, torno subito, ti voglio ritrovare per favore qui con calore. Applauso, sì. Qui. Eccoci. Siamo tutti là fuori in attesa di vivere un sogno incredibile. Siamo di qua, siamo di là, siamo dove ci va, andiamo in giro tutta la notte. Chissà perché non siamo mai a casa prima delle 6 fino all'alba un po' più in là. Saluti e poi finale di Emma, dai, auguri più che altro, dai. Sì, dobbiamo fare gli auguri a Sì. Fabio Caruso di Brescia che lunedì ha festeggiato il compleanno ed estendiamo gli auguri anche ai neosposi Michele ed Elisa. Tutti in una volta. Poi dai. un augurio speciale alla nonna Angela da parte del tuo caro nipotino Sebastiano. Armando, Fabrizio e Letizia fanno gli auguri alla loro mamma Giusy che oggi compie 46 anni. Auguri. Giuseppe, Luigi e Maria Grazia fanno gli auguri alla mamma di Maria Di Bella che oggi compie 70 anni. Va bene, sì. E poi auguri a Gaetano Todoro che oggi compie 29 Va anni. bene, Auguri. scriveteci. Ah, e poi sì, c'è l'ultimo, il signor Alfio Maccarone e sua moglie salutano la figlia Fina e famiglia che abitano in Belgio. In Belgio. E augurano a tutti un buon Natale e Bene, felice anno auguri a nuovo. tutti i siciliani che vivono fuori. Allora ci siamo ai saluti e poi Emma ci canterà questa canzone molto amata. No, puoi stare lì. No. All'ingresso vi accolgono sempre col sorriso sulle labbra, anche quando piove come oggi e fa freddo, gli amici della World Service, grazie, di Arturo Magni, protagonisti anche allo stadio, Angelo Massimino di Catania.
E poi un saluto e un ringraziamento anche dicendo grazie loro per la nostra sicurezza ai Vigili del Fuoco di Catania, grazie. Ci vediamo fra un paio di settimane con i giochi comici, divertenti e anche surreali di Francesco Scimemi. Grazie. Ricordando questo film che vedremo più avanti, ma che oggi in qualche modo abbiamo presentato e anticipato, si intitola Il piatto freddo, voglio fare un grande abbraccio a Francesca Ferro. Grazie, saluti a casa. Adesso andiamo a cena, parliamo un poco, perché voglio sapere quello che si può fare anche insieme. Perché io credo che noi due insieme possiamo fare tante cose. Perché insieme già il titolo lo dice. Insieme si può, accomuna. insieme ce la facciamo. E non solo a comune, a provincia, a isola, a Italia, dappertutto. Ci voleva questa battuta nel finale, ci voleva. Franco Neri, grazie. Questa proprio. Grazie. Grazie Franco. No, siccome ho ancora 2 minuti, vuoi chiudere con un pensiero tuo, cioè una cosa, diciamo, che lasci un solco profondo, un segno, sì. Vabbè, allora io un pensiero, pensiero semplice. Semplice, certo. Prima parlavi insieme a questa bravissima artista che canta in un modo divinamente bene. Però aspetta. Qui non puoi dire nulla che partono subito. Sì. Però un pensiero per tutti quelli che fanno il nostro lavoro, in qualche modo. Sì. E non soltanto il nostro lavoro, qualsiasi tipo di lavoro. Per realizzare i sogni bisogna sognare. Perché se non si sogna, i sogni non si realizzano. Grazie. Franco Neri, grazie. E allora, Emma, vieni qua. Insieme a te faccio un annuncio a proposito di sogni e di grandi artisti che ce l'hanno fatta. Mi dicono di annunciare che Renzo Arbore ha dovuto spostare i suoi concerti all'8 e al 9 aprile per problemi di salute, nulla di grave, ma comunque non sta bene, quindi non è in Sicilia per i suoi concerti. Quindi 8 e 9 aprile con Renzo Arbore, che è un grande. Vuoi fare gli auguri prima di salutarci con questo pezzo? Un caldissimo Natale a tutti e spero che appunto tutte le famiglie lo passino nella maniera più calma, tranquilla e dolce possibile. Bene, grazie. Anche a te tanti auguri affettuosi. Grazie a tutti. Saluto anche Diletta che ritroveremo. Non ti eri dimenticato. No, ma quando? Come faccio? Io ho 2 donne meravigliose, quindi non me ne dimenticherò mai. Bravo, ecco, benissimo. Va bene, buonanotte, a domani. Bene, anche perché voi siete qui, tornando al discorso di prima, per meriti personali e sono apprezzatissime da tutti e quindi complimenti a Diletta, a Marilisa e a tutti i nostri amici. Grazie. Applauso. Emma, ci siamo? Grazie, buonanotte a tutti. A me piace così è il suo CD che abbiamo presentato, ma la canzone con la quale chiudiamo è un successo che ormai appartiene a tutti e si intitola Semplicemente, ma è una parola che veramente dà molta forza, calore. Buonanotte da insieme, Grazie. Emma! Grazie, buonanotte a tutti. Grazie, Emma! Ancora un applauso, Emma, Francesco Scimemi, Diletta Leotta, Marilisa Pino, Lucio Nicolosi, Francesca Ferro, Franco Neri, applauso per tutti e un saluto, perché è giusto anche salutare chi lavora e collabora con noi, ad Antonio Di Stefano, sono qui in prima fila, e a Gino Amorino, che hanno portato alcuni gruppi qui questa sera e ci hanno permesso di incontrare questa gente meravigliosa che ci segue da casa e ci viene a trovare. Grazie, buonanotte, a domani con Insieme, ciao!